Giornata dell'Albergatore 2025, siamo alla settima edizione. Oggi si parlerà sicuramente di intelligenza artificiale, che è sicuramente un nostro valido collaboratore per il prossimo futuro, ma senza sempre dimenticare le risorse umane, che sarà un altro dei temi affrontati oggi. La novità vera e propria per il nostro territorio è sicuramente il Convention Bureau, quindi questo ufficio che si dedicherà solo ed esclusivamente alla organizzazione degli eventi, ma senza tralasciare quello che riguarda l'accessibilità e la sostenibilità. Sostenibilità che ormai a 360 gradi non è più la classica sostenibilità per quello che riguarda il fattore green, ma si estende a molti altri argomenti. Siamo presenti qui alla giornata dell'albergatore con il nostro amico presidente Maurizio. È una realtà che fa riferimento a Confcommercio Verona. Siamo assolutamente soddisfatti dei numeri che stiamo esprimendo come incoming turistico sul nostro territorio, anche perché stiamo sviluppando tramite la DVG anche il congressuale. I numeri ci dicono che si stanno incrementando anche l'attività dell'aeroporto che viene incrementata ancora quest'anno con nuove destinazioni, con nuove frequenze, dove abbiamo puntato soprattutto su Parigi con dei voli giornalieri che sono effettuati sia da Air France che da Volotea, e come ci hanno dimostrato i tanti interventi hanno portato sul nostro territorio tantissime persone provenienti da tutto il mondo. Oggi dobbiamo fare questo passaggio, cioè puntare alla qualità, una qualità che sia una risposta per tutti, ma dobbiamo allenare tutto il territorio delle destinazioni, quindi non solo l'albergo, non solo le 2 camere ogni 40, ma tutta l'ospitalità, la ristorazione, il commercio, l'organizzazione degli eventi, i trasporti saranno fondamentali soprattutto per un territorio come Verona che vedrà Olimpiadi e anche Paralimpiadi l'anno prossimo nel 2026, ma la richiesta continuerà anche per gli anni successivi.